Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Presentazione presso il Museo regionale della bonifica di Cavendramin, nel comune di Taglio di Po, della settimana della sostenibilità del Delta del Po. Presenti i sindaci dei comuni dell'area interna con tratto di Foce, di Corbola, di Loreo, di Portoviro, di Porto Tolle, Rosolina e Taglio di Po. Questo progetto si terrà nella settimana del 10 al 16 ottobre 2022. Ai nostri microfoni Laura Mosca, direttrice della Fondazione Cavendramin, e il presidente di Banca Adria Colle Euganei, Mauro Giuriolo. Laura Mosca, direttore della Fondazione Cavendramin, siamo qua in questa location straordinaria e qualcuno ha definita che dovrebbe diventare, ed è già forse l'attore principale della cultura nel Delta. La Fondazione Cavendramin gestisce il Museo regionale della bonifica. Il Museo regionale della bonifica, rappresentato come simbolo dalla sua ciminiera, è sicuramente il cuore, rappresenta il cuore del Delta del Po e nella memoria collettiva è il simbolo in generale del Delta del Po. Diventa per una settimana l'attore principale perché rappresenta la sfida di sostenibilità che queste comunità hanno fatto negli anni per riuscire a rendere produttivo, vivibile un territorio molto faticoso, perché è sotto il livello del mare, perché è gravato dagli effetti del cambiamento climatico, dal fenomeno della subsidenza, dalla risalita del cuneo salino e chi più ne ha più ne metta. Però è anche un territorio dalle grandi risorse ambientali, risorse fisiche, sociali, economiche, culturali, e tutto è contenuto tra queste mura e tutto è rappresentato da questo museo importantissimo, nel quale appunto tutta la comunità si identifica e si riconosce. Portare i temi della sostenibilità qui è una sfida, è importante, è fondamentale. Per una settimana dal 10 al 16 di ottobre Cavendramin sarà il luogo in cui si discuterà di sostenibilità, si discuterà di Agenda 2030, di come raggiungere i 17 obiettivi, di come renderli attuabili alla scala locale. Lo diranno i principali attori che gestiscono strumenti, fanno pianificazione, fanno progetti di sviluppo sostenibile, quindi l'ente parco, Delta del Po, la provincia, la regione, il FLAG GAC che oggi è Delta del Po, il consorzio di bonifica Delta del Po, l'altro consorzio di bonifica del Polesine, Ambi Veneto, Confagricoltura, la Banca Adria Colli Euganei. Vi sto elencando tutti i soci della fondazione, sostenitori e fondatori, ma anche tutti gli altri attori territoriali che hanno aderito a questa iniziativa e che faranno delle attività durante la settimana. Sono coinvolti oltre a questi soggetti anche gli istituti scolastici, istituti comprensivi in particolare del territorio, 5 istituti comprensivi, e sono coinvolti i sindaci in prima linea perché stanno attuando un importante progetto di sviluppo locale che è la strategia dell'area interna, e lunedì pomeriggio, il 10, proprio racconteranno e illustreranno le 22 schede intervento. Po Delta Week, la settimana della sostenibilità del Delta del Po, si inserisce nell'ambito di una cornice più ampia di iniziative collegate al Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile, che si svolge da ormai 6 anni a questa parte a livello nazionale, coinvolgendo appunto tutti i territori che portano un contributo di sostenibilità sul tema dell'attuazione dell'Agenda 2030. Da quest'anno anche il Delta del Po darà il suo contributo. Alla fine di questa settimana redigeremo un report e lo consegneremo all'Alleanza Nazionale dello Sviluppo Sostenibile, che segue appunto, che coordina l'iniziativa a livello nazionale. Il nostro programma è già nell'agenda nazionale, lo si può consultare sul sito appunto del Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile. Lo slogan nazionale per quest'anno è quello che vedete alle mie spalle: una nuova generazione di idee si fa spazio, e anche noi daremo la nostra idea sullo sviluppo sostenibile. Presidente Giuriolo di Banca Adria Colli Euganei, la vostra banca è una banca decisamente del territorio. Qua stiamo parlando di sostenibilità. In un altro incontro lei ha parlato di una sensibilità della sua banca verso le giovani generazioni. Quanto è importante puntare molto sulle giovani generazioni e quanto è importante anche educare quelle prima.
Banca Adria Colleugani è una banca di credito cooperativo, quindi è legata con i propri soci al territorio in cui è insita. Noi abbiamo 31 filiali e 6.200 soci. Per noi è fondamentale cercare di far crescere il territorio, dall'altra parte far crescere soci, clienti e economie dove noi siamo insiti. È importante l'aspetto giovani, i giovani vanno coinvolti perché sono una grande fucina di idee e sono sicuramente il futuro, che va in qualche modo coltivato e stimolato. Noi come Banca Adria Colleugani, come vecchia Cassa Rurale, chiaramente stiamo facendo un percorso importante di coinvolgimento, ma anche di fidelizzazione nei confronti dei giovani, perché non tutti i giovani conoscono le banche di credito cooperativo, non tutti i giovani sanno la storia delle casse rurali, quindi è importante che gli trasmettiamo quei valori fondanti per noi, che sono il rispetto del territorio, il rispetto della socialità e l'etica di fondo che ci sono nelle nostre cooperative. Ecco, state già sostenendo alcuni progetti di sostenibilità? Sicuramente la sostenibilità per noi diventa un tassello fondamentale quando andiamo a premiare il merito creditizio. Per noi l'aspetto ambientale, l'aspetto di sostenibilità è uno dei dati su cui valutiamo il merito creditizio di quell'investimento, e quindi per noi già è un percorso che stiamo affrontando, già è realtà in qualche modo. È chiaro che però bisogna anche stimolare le imprese e stimolare le famiglie, perché dall'altra parte andiamo a premiare questo, ma dobbiamo conformare dei progetti, conformare dei percorsi che lo siano in qualche modo, che siano confacenti con quelle che sono esigenze per essere sostenibili.